C'era una volta un giovane di nome Evaristo, nato in Grecia, figlio di un uomo che seguiva le antiche leggi del suo popolo. Fin da piccolo, Evaristo sentiva una voce nel cuore, una voce che lo chiamava a cercare qualcosa di più grande, una verità che ancora non conosceva. Crescendo, il suo desiderio di sapere aumentava e così iniziò a studiare. Frequentava le scuole più importanti del suo paese, dove imparava la filosofia e le lettere, ma non era ancora soddisfatto. Un giorno ascoltò parlare di un uomo chiamato Cristo. Evaristo era affascinato da ciò che sentiva, da quell'amore che sembrava oltrepassare ogni confine, da quel messaggio di speranza che accendeva una luce nuova nei cuori di chi lo ascoltava. Così decise di farsi battezzare. Quel giorno, immergendosi nelle acque del battesimo, Evaristo sentì che una nuova vita era iniziata per lui. Non era più lo stesso. Aveva trovato ciò che cercava. Evaristo non poteva tenere per sé quella gioia. Iniziò a raccontare di Cristo a tutti quelli che incontrava, ai suoi amici, ai vicini, a chiunque volesse ascoltarlo. Con le sue parole accendeva nei cuori delle persone la stessa luce che aveva illuminato il suo. Il suo zelo e la sua passione per la fede non passavano inosservati. Così, un giorno, fu chiamato a Roma, la grande città, dove il capo della Chiesa lo aveva notato. Arrivato a Roma, Evaristo sentì subito il peso di quella missione. Era un periodo oscuro, un tempo in cui la fede doveva essere vissuta di nascosto, nelle profondità delle catacombe, lontano dagli occhi degli imperatori che volevano spegnere quella luce. Ma Evaristo non aveva paura. Ogni volta che si riuniva con i fedeli nelle grotte buie e silenziose, il suo cuore si accendeva di speranza. In quei momenti Evaristo li incoraggiava, li consolava e pregava con loro. Nonostante il pericolo, la sua fede non vacillava mai. Con il passare del tempo, Evaristo divenne il punto di riferimento per tutti i credenti di Roma. La sua saggezza lo guidava in ogni decisione. Capiva che la Chiesa aveva bisogno di una struttura, di ordine, e così decise di dividere la grande città in piccole comunità, in modo che ogni gruppo avesse il suo pastore. Questi pastori erano chiamati cardinali e avevano il compito di guidare le loro comunità con amore e dedizione, proprio come faceva Evaristo con loro. Ma non si fermò qui. Un altro pensiero lo assillava: il matrimonio. Per Evaristo, il matrimonio non era solo un'unione tra due persone, ma un dono di Dio, un atto sacro. Decise così che ogni matrimonio dovesse essere celebrato pubblicamente, alla presenza del sacerdote, affinché fosse benedetto e custodito da Dio stesso. Il tempo passava e le persecuzioni continuavano, ma la fede di Evaristo rimaneva ferma, come una roccia. Sapeva che il suo cammino lo avrebbe portato alla prova più grande, ma non aveva paura. Era pronto. Un giorno, per ordine di chi governava l'impero, Evaristo fu arrestato. Lo portarono via, ma il suo cuore era sereno. Sapeva che il suo sacrificio avrebbe rafforzato ancora di più la fede di chi lo aveva seguito. E così, con coraggio e amore, affrontò il martirio. Le spoglie di Evaristo furono deposte accanto alla tomba di Pietro, il primo pastore della Chiesa, e anche se il suo corpo riposava, la sua anima continuava a vivere nei cuori di chi aveva conosciuto il suo amore e la sua fede. La sua vita rimaneva un faro luminoso,
una testimonianza viva di quello che significa amare Dio fino all'ultimo respiro. E così la storia di Evaristo si tramanda di generazione in generazione come esempio di fede, speranza e amore senza confini. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.